È in acqua la serie numero 5, andiamo a introdurre le protagoniste che saranno in acqua tra pochi minuti. Con la batteria numero 4 alla 1 Elena Tonetto, Piave Nuoto, in 2 Anna Peruzzetto, Idros, in 3 Martina Giuriato, Milano Nuoto alla 4, Elisabetta Peruzzetto, Idros, in 5 Giada Stegani, Leo Sport alla 6, Greta Lago, Milano Nuoto, in 7 Lara Tiozzo, Centro Nuoto Stra alla 8, Jennifer Parolin, Team Veneto. Attenzione, medico di servizio in postazione microfonica, il medico di servizio, grazie. Intanto ragazzi ancora al podio per i misti, Bertoldi, Cervi, Bondavalli, Biasin, Buonaguro, Valenti, ragazzi in zona podio per i misti, grazie. E Arianna Davide, 100 metri in 1.03.70 a virare al comando. Su Margherita Bianchin, staccata di 1,5 secondi. E allora andiamo in zona podio. Premiazione 200 misti assoluti maschi. Consegna le medaglie l'assessore ai servizi sociali del comune di Rosà, Elena Mezzalira. Terzo posto, medaglia di bronzo per il De Hacker Team, Mattia Bondavalli. Secondo argento per il De Hacker Team, Riccardo Cervi. E primo medaglia d'oro per il De Hacker Team 2:2:43, Matteo Bertoldi. Dunque ci stanno raggiungendo i ragazzi del De Hacker, Bertoldi la vittoria, Cervi secondo e Bondavalli in terza posizione. Alla virata dei 300 metri è sempre Arianna Davide in 3:22:94 a guidare questa batteria inaugurale dei 400 stile libero assoluti femmine, la numero 5. Prossima premiazione 200 misti ragazzi maschi, terzo posto medaglia di bronzo Thomas Valenti, Polisportiva Riccione. Secondo posto e medaglia d'argento Dylan Buonaguro, nuoto gemonese. E primo medaglia d'oro per l'Idros, vincitore in 2:7:51, Filippo Biasin. (4:33:14) il tempo di Arianna Davide, con cui si aggiudica questa serie. In seconda posizione Beatrice Cocconelli, 4:34:15, Emma D'Alfonso, 4:35:15. In terza posizione siamo pronti per partire con la batteria numero 4.